Tavola rotonda oggi sul reinserimento nella società civile delle persone con libertà ridotta, l'evento in collaborazione con l'UEPE, la Casa Circondariale e l'ISOS di Agrigento. Presentata stamani la giornata mondiale dedicata all'autismo con la passeggiata nella valle del prossimo 30 marzo. Il sindaco Pitrola denuncia la mancanza di acqua da oltre 20 giorni a Ravanusa. I legali di Salvatore Iacolino in una nota denunciano l'agonia mediatica verso il loro assistito con ricostruzioni frammentarie e incomplete. Inaugurato a Favara il museo multimediale Le Vie dello Zolfo. I carabinieri di Porto Empedocle sequestrano un'autobotte e denunciano il proprietario per la fornitura di acqua inquinata a un condominio. Arrestato a Porto Empedocle un uomo per maltrattamenti alla zia convivente, in carcere un disoccupato di Grotte per avere picchiato il padre dal 2017 al 2022. Presentato ieri il libro di Elio Di Bella, A Dimura, Vivere con le zie. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, giovedì 26 marzo. Si è svolto stamani un'interessante tavola rotonda sul cantiere comunità, la responsabilità collettiva del reinserimento a cura dell'ISOS. Abbiamo sentito in merito Giuseppe Zambito, organizzatore dell'evento. Oggi si presenta ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza questo nuovo progetto formativo che stiamo vedendo in corso, dove partecipano tanti attori importanti della vita sociale della città. Ecco, quali obiettivi vi pensate di raggiungere con questa iniziativa? Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo importante progetto denominato Riuscire, che ha visto il coinvolgimento di autorità istituzionali molto importanti, dalla Casa Circondariale di Agrigento, all'Ufficio Esecuzione Penale, agli enti del terzo settore, a diversi partner come il Comune di Agrigento e l'ASPI di Agrigento. È un progetto che ha visto la compartecipazione di tanti partner per mettere in campo delle misure non solo formative ma di inclusione e di inserimento sociale di soggetti in esecuzione penale e che comunque tramite alcuni percorsi di accompagnamento hanno sostenuto e supportato soggetti in difficoltà, soggetti fragili. Oggi presentiamo i risultati di questo progetto e abbiamo attivato e avviato un cantiere di responsabilità. Questo è il titolo del nostro evento, perché da oggi inizia un percorso di lavoro che deve consentirci di proseguire in queste iniziative. Ecco, quindi diciamo i risultati dovrebbero essere importanti per l'inserimento nella vita sociale di alcune persone che attualmente hanno una libertà limitata. Sì, e grazie ai direttori sia dell'Ufficio Esecuzione Penale che direttore della Casa Circondariale abbiamo non solo fatto attività formativa ma soprattutto di inclusione tramite percorsi di tirocini che ha anche consentito diversi soggetti di essere a contatto con le aziende e col mondo lavoro e produttivo della nostra provincia. Ecco, le aziende come hanno accolto l'iniziativa? C'è particolare interesse da parte delle aziende, abbiamo selezionato delle strutture che hanno messo in campo la loro esperienza e la loro disponibilità in un matching molto importante tra aziende produttive giovani e meno giovani in stato di difficoltà, e in questo senso è particolare interesse anche diverse aziende che hanno manifestato interesse e intenzione a proseguire in questo obiettivo. Io devo dire che ho fatto quasi 2 ore di macchina, ma sono particolarmente contenta di essere qui oggi. Sono contenta, ve lo dirò proseguendo perché, e penso di dirvi 3 cose. Rispondere a una domanda: perché siamo qui oggi? Ma perché proprio oggi? Non lo so, negli anni passati vi siete trovati istituzioni diverse, il signor prefetto, il presidente del tribunale. Perché siamo qui oggi? Raccolgo il suo invito a formulare alcune considerazioni, alcune riflessioni. Io ne farò una sola, più giuridica perché mi appartiene, e poi una breve conclusione con una proposta. Vi tratterrò poco. Perché siamo oggi qui? Noi siamo qui perché pochi giorni prima di quella data in cui è stato pubblicato l'avviso
io e il provveditore, come avviene in tante giornate, i colleghi che ricoprono incarichi pubblici sa che spesso nelle ore pomeridiane si riflette sul da farsi, sulla progettualità, in verità forse era a gennaio, e avevamo a disposizione su un capitolo di bilancio una certa somma che di norma per tradizione era stata gestita con una delega all'assessorato alla famiglia della regione siciliana, che ovviamente spendeva questi denari dentro le carceri. Io ho lanciato una sfida al provveditore perché gestire un fondo vuol dire aumentare il carico di lavoro di un ufficio che ne ha abbastanza. E siccome questo fondo riguardava delle categorie particolari di persone, prevalentemente psichiatrici, persone affette da dipendenza, stranieri, abbiamo pensato col provveditore che riguardava proprio quelle presenze penose, difficili da gestire ancora più che degli altri, sia dentro il carcere ma anche sul territorio. Perché il problema delle persone affette da disturbi psichiatrici è un problema che la nostra società tutta, sud-nord, vive costantemente. Tutte le forze di polizia vivono costantemente. Quindi abbiamo deciso di cimentarci e abbiamo appunto redatto il bando. Questa città, devo dire inaspettatamente, da questa città e quindi con un investimento sui detenuti e le persone in misura che gestisce appunto l'ufficio di esecuzione penale esterna, da questa città è provenuto un progetto meritevole di apprezzamento e nella procedura di attribuzione è stato il vincitore. Questa è la risposta perché, cioè se qui non ci fosse stato un germe costruttivo della comunità, del terzo settore, degli enti che lavorano intorno al carcere e intorno al disagio in genere, noi oggi non saremmo qui. Presentato oggi presso i locali del Parco di Agrigento l'iniziativa Autismo nella Valle, una passeggiata nella Valle dei Templi di Agrigento in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, in programma per il giorno 30 marzo, coorganizzato dall'ASP di Agrigento in collaborazione con varie associazioni di volontariato. L'intervista. Il lunedì 30 di marzo, anticipandolo di un paio di giorni per non la coincidenza con le festività pasquali, faremo quella che io dico solita ormai, per me sarà la terza da quando sono qui, marcia e passeggiata nella Valle dei Templi nella giornata mondiale contro l'autismo. Allora, l'autismo, che non è una malattia, ma è, secondo una definizione, una neurodiversità, necessita prima di tutto di aumentare la sensibilizzazione della popolazione e la consapevolezza al fatto che gli obiettivi che dobbiamo avere sono quelli dell'inclusione dei soggetti che sono portatori di questa, che non dobbiamo chiamare patologia, ma appunto diversità, anche perché hanno delle abilità tante volte che sono anche superiori a quelle che può avere un soggetto che viene definito in maniera erronea normale. Quindi l'obiettivo che dobbiamo avere è quello di sensibilizzare la popolazione e soprattutto cercare di includere, ecco, la parola inclusione è la parola più importante in questa giornata, di includere tutti i soggetti portatori in un percorso di socializzazione e di possibilità di migliore comunicazione all'interno della nostra società e del vivere di tutti i giorni. A Ravanusa manca l'acqua da oltre 20 giorni, una situazione diventata insostenibile per il sindaco del comune Salvatore Pitrola. Salvatore Pitrola, sindaco di Ravanusa, in paese manca l'acqua, una situazione è diventata insostenibile e lei ha preso posizione sposando quelle che sono le lamentele dei suoi concittadini. Ho avuto modo di comunicare alla città che i cittadini di Ravanusa hanno esaurito la loro pazienza, perché non è possibile arrivare a turni di acqua che hanno toccato i 20 giorni.
la pazienza di una comunità che è sempre stata collaborativa e che ha avuto la capacità di resistere con turni anche di una volta a settimana, che con senso civico hanno la capacità, i miei concittadini, di organizzarsi, e ho scritto anche di arrangiarsi, questa pazienza finisce nel momento in cui i turni sfiorano i 20 giorni. Si parla tanto di legalità. Per noi la legalità nella nostra comunità è avere l'acqua quotidianamente. Dobbiamo parlare di legalità garantendo un diritto, che è il diritto all'acqua, a tutti i miei concittadini. Questo, nel momento in cui non abbiamo acqua per più di 20 giorni, non è più un ragionamento di legalità. Ho convocato il comitato che mi sta vicino e sta facendo insieme a me e insieme a tutti i miei concittadini una battaglia per avere un diritto e per avere l'acqua, che è fondamentale per la vita di tutte le famiglie, per dire non possiamo più tollerare turni di questo genere. E allora mi rivolgo e mi sono rivolto soprattutto a chi non crea le condizioni perché questo avvenga, che non è solo AICA. Siamo stanchi di sentire dire da Siciliacque che ci staccano le utenze per questioni di debiti, per questioni non pagate. L'acqua deve arrivare comunque, i debiti e le difficoltà che ci sono vanno affrontate nelle sedi opportune, perché se non arriva l'acqua ai miei concittadini, così come agli altri cittadini delle comunità vicino, non si può parlare di altro. Giuseppe Di Salvo del comitato qui a Ravanusa, comitato idrico, per chiedere ovviamente una maggiore attenzione per quanto riguarda le risorse di città. Ecco, questa riunione che cosa chiedete? Allora, il comitato è in completa sinergia con l'amministrazione, con il sindaco e con tutti gli altri per quanto riguarda il problema che noi stiamo vivendo a Ravanusa, perché non è più accettabile assolutamente una mancanza di acqua che supera ormai i 20 giorni. Ci eravamo attestati a 6-7 giorni e la situazione qua a Ravanusa si era placata, quindi avevamo placato un po' i bisogni dei ravanusari, ma arrivati a 20 giorni allora la situazione diventa un po' più tragica. Ma quello che preme a noi del comitato è il concetto di legalità, che è un po' travisato anche da AICA. Perché? Perché in una mancanza di erogazione di acqua di 20 giorni noi dobbiamo sopperire a questa mancanza, quindi utilizzando le autobotti che abbiamo a Ravanusa. AICA non può assolutamente bloccare le autobotti, diversamente ci troviamo in una situazione di stasi e di problematiche che vanno al di là dell'ordine pubblico. Quindi noi chiediamo che la legalità è che noi possiamo usufruire delle autobotti e che AICA deve regolarizzare il flusso dell'acqua. Non vogliamo il flusso dell'acqua 24 su 24 perché capiamo che è impossibile vista la situazione delle tubature che abbiamo ad Agrigento, però abbiamo il diritto di avere l'acqua almeno ogni settimana. Contro il nostro assistito assistiamo continuamente a una gogna mediatica con ricostruzioni frammentarie e incomplete. Dopo 37 anni e mezzo di un'onestà dirigente e prestigiosa storia personale nella pubblica amministrazione, sembra orientata a un'inaccettabile anticipata condanna dell'uomo e del professionista che difenderà la propria onorabilità e quella della propria famiglia con ogni mezzo consentito dall'ordinamento e nelle sedi opportune. Questo quanto affermato in una nota dagli avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Fari dell'ex manager del Policlinico di Messina, l'agrigentino Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Secondo la procura avrebbe sponsorizzato l'imprenditore di Favara condannato per mafia Carmelo Vetro e la sua attività d'impresa introducendo in ambienti politici e della regione. In cambio avrebbe ricevuto finanziamenti per le campagne elettorali proprie del deputato di Forza Italia Edi Tamaio. Stiamo svolgendo ogni attività utile ad accertare e dimostrare la totale estraneità di Salvatore Iacolino, affermano i legali, rispetto alle infamanti e ingiuste contestazioni che gli sono state formulate.
Si rileva tuttavia che gli atti processuali depositati ieri, con particolare riferimento alle informative della DIA e dei relativi allegati, fanno emergere elementi sicuramente a favore del nostro assistito ed assolutamente distonici rispetto alla costruzione accusatoria. Inaugurato a Favara il Museo Multimediale Le Vie dello Zolfo, il servizio di Giuseppe Moscato. Inaugurato a Favara il Museo Multimediale Le Vie dello Zolfo, museo che è un tutt'uno con il Castello Chiaramonte, cuore della città, radice della sua storia, così come le miniere di zolfo che per secoli hanno identificato la città di Favara. Presente all'importante evento il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo con le più alte cariche provinciali, il presidente del circuito regionale dei Castelli Mario Cicero, già sindaco di Castelbuono, il presidente del Galle Olindo Terrana. Il Museo Multimediale dello Zolfo, infatti, è stato finanziato dal GAL Sicilia, che ha premiato il progetto voluto dall'amministrazione comunale e redatto da un gruppo progettuale guidato dal dirigente comunale ai beni culturali Giacomo Sorce. La proposta progettuale dell'amministrazione Palumbo è partita con l'ex sindaco Antonio Liotta e poi continuata dall'attuale assessore alla cultura Carmen Lopresti, nel segno della continuità amministrativa e che ha avuto nelle varie fasi il supporto del Consiglio Comunale. A ricostruire il mondo minerario è stato Calò Cassaro, artista dell'immagine, un filmato che propone al visitatore la Favara al tempo delle pirrere, con la classe sociale ricca e borghese che abitava nei palazzi della piazza e con i minatori che vivevano tra le viscere della terra. In primo piano i carusi, anime innocenti di questa realtà. La serata ha vissuto momenti artistici e musicali con il cantore popolare Peppe Calabrese e il gruppo The Angels, che hanno presentato brani legati alla Sicilia e al pianeta delle zolfare. Molto suggestiva anche la performance teatrale itinerante nel castello sulle rievocazioni nel mondo della miniera, per la regia di Giussi Moscato e con la partecipazione di attori locali provenienti dai diversi gruppi teatrali della città. E per finire la degustazione con tanto di torta celebrativa dedicata alle vie dello zolfo, curata dall'Istituto Ambrosini. Era doveroso da parte nostra, all'interno di questo progetto di ristrutturazione del nostro castello e nell'opportunità che ha offerto il Galle di questo finanziamento, ricordare quella che è stata per tantissimi anni l'economia locale, non solo di Favara ma di tutta la Sicilia, una parte di storia che ha creato lo sviluppo e che ci ha formato anche culturalmente, e anche per ricordare ai giovani e alle giovani aleve i sacrifici che hanno fatto i propri genitori, i propri nonni da dove veniamo. È stato un video che abbiamo già fatto vedere in anteprima ad alcune persone che sono ritornate adesso con il gemellaggio di San Luis e l'hanno sentito profondamente sulla propria pelle, perché ripercorreva anche la storia delle proprie famiglie. Cosa vedranno adesso non solo quelli presenti oggi, ma chi verrà a visitare il castello? È un museo multimediale, abbiamo detto, che ripercorre a tappe quella che è la storia, con le sfaccettature, con le tragedie, ma anche con la grandezza di quel periodo, e abbiamo l'ambizione di voler spiegare, di voler far capire in pochi minuti che cosa ha rappresentato realmente lo zolfo per l'economia siciliana. Un motivo in più per venire a Favara? Un motivo in più per venire a Favara e visitare il nostro splendido castello, che offre tantissime cose, oltre a essere stupendo come infrastruttura, oggi offre anche questo museo multimediale. Sì, è un momento importante secondo me, non solo per la cittadina di Favara, ma un po' per tutto il comprensorio, proprio perché è una tradizione che ha connotato proprio questo territorio, perché nel passato proprio tutti i traffici economici passavano attraverso le miniere di zolfo. Oggi ecco, è un motivo invece per far conoscere alle giovani generazioni ciò che ha costituito anche un momento di travaglio per questo territorio. Non possiamo non dimenticare proprio i carusi che erano proprio impegnati nelle attività di estrazione dello zolfo, e tutto questo a detrimento di quel diritto all'infanzia, il diritto all'istruzione, proprio perché questi ragazzi
molto spesso sfruttati proprio nel sottosuolo, e quindi anche questo ci lascia riflettere e soprattutto mandiamo questo messaggio alle giovani generazioni, perché il diritto al lavoro è un diritto assolutamente inviolabile, e oggi dico col sacrificio che fecero i minatori di un tempo e gli zolfatari e i cittadini favaresi impegnati nelle miniere, oggi diamo loro la possibilità di capire cosa significava il lavoro con enormi sacrifici, ma soprattutto quello che era proprio il diritto alla dignità umana, il diritto a non essere sfruttati dal datore di lavoro, il diritto che oggi tutti i lavoratori ai quali viene garantito, ricordiamo i contratti collettivi di lavoro che proprio garantiscono la dignità umana e garantiscono che il lavoro venga svolto nella maniera più corretta e più sicura possibile. Potrebbe essere questo il compendio un po' che noi traiamo da questo momento, che non è solamente, ripeto, la restituzione al territorio di un museo delle tradizioni antiche, ma soprattutto vogliamo in questo momento preciso tramandare e mandare questo messaggio specifico soprattutto ai giovani, che non tutto è dovuto, quello che oggi loro hanno e che godono come diritto fondamentale deriva da sacrifici che chi ci ha preceduto hanno dovuto patire. Ma in realtà il progetto di Favara, che si contraddistingue per questa bella location del Castello Chiaramontano, fa parte di un sistema di 10 siti multimediali legati all'identità del territorio Sicilia centro-meridionale. Per fare un esempio, fra questi siti, oltre alle vie dello Zolfo del comune di Favara, c'è anche nel Castello Chiaramontano di Racalmuto il museo multimediale dedicato al pittore Pietro D'Asaro, e in altri vari comuni altre identità territoriali che attraverso questa scelta delle tecnologie multimediali ci consentono di poter fare un lungo salto all'indietro nella storia di questo territorio, che sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista culturale sicuramente ha precedenti notevoli, ed è su questi punti forza del territorio che noi come Galle abbiamo sempre rivolto l'attenzione per poter riprendere i fili di quel ragionamento storico che costituiscono poi la memoria del genius loci, cioè quella memoria in cui valori, tradizioni, reperti, eventi storici, eventi sociali, culturali ed economici si mescolano per restituire le emozioni forti che ancora ci restituisce questa parte della Sicilia. È partita a Palermo la cabina di regia per attuare la legge Liberi di scegliere, destinata a sottrarre i giovani e le famiglie ai contesti mafiosi, annunciate nuove risorse e un coordinamento tra le istituzioni, la scuola e la società civile. I colleghi di Palermo. Entra nella fase operativa la legge regionale antimafia Liberi di scegliere, approvata nel 2025 con la nascita di una cabina di regia voluta dal presidente della regione siciliana Renato Schifani. L'obiettivo è chiaro: offrire a minori e famiglie inseriti in contesti di criminalità organizzata un'alternativa concreta attraverso percorsi di protezione sociale, istruzione e formazione. La riunione ha segnato l'avvio di un coordinamento tra più istituzioni, assessorati regionali, scuole, tribunali per i minorenni, servizi sociali e università. Un sistema integrato chiamato a intervenire non solo sull'emergenza, ma soprattutto sulla prevenzione, agendo alla radice del consenso mafioso. Le norme devono diventare concrete, ha sottolineato Schifani, annunciando anche nuove risorse economiche che si aggiungeranno ai circa 3 milioni già stanziati, con ulteriori fondi previsti anche dal Fondo Sociale Europeo. Un modello che già sta
attirando attenzione fuori dall'Italia, come evidenziato dal presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Roberto Di Bella, tra gli ispiratori della legge. Tra i punti centrali il rafforzamento delle equipe multidisciplinari composte da psicologi, assistenti sociali ed educatori che accompagneranno i giovani in percorsi di allontanamento da contesti criminali. Una sfida ambiziosa per la Sicilia che punta a trasformare una terra segnata dalla mafia in un laboratorio di riscatto e legalità. Passiamo alla cronaca. I carabinieri di Porto Empedocle hanno sospeso un 58enne residente a Favara intento a rifornire una cisterna condominiale senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano e servizio. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla tutela della salute pubblica, i carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno individuato un'attività di rifornimento idrico effettuata abusivamente a favore di un condominio del centro cittadino. Nel corso degli accertamenti, i militari dell'Arma hanno sorpreso un 58enne residente a Favara intento a fornire una cisterna condominiale senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano. L'attività ispettiva è stata svolta in collaborazione col personale dell'ASPI di Agrigento che ha provveduto al campionamento dell'acqua. Gli esiti delle analisi hanno evidenziato all'interno dell'autocisterna utilizzata per il trasporto la presenza di una carica batterica superiore ai limiti consentiti, rendendo così l'acqua non idonea al consumo umano. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le violazioni riscontrate in materia sanitaria e di approvvigionamento idrico destinato al consumo umano. Il rispetto delle normative e delle procedure sanitarie risulta fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. L'utilizzo di fonti non controllate e di mezzi non sottoposti a regolare sanificazione può esporre la popolazione a rischi per la salute, oltre a comportare onerosi interventi di bonifica delle condutture e delle cisterne. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di prevenire situazioni di irregolarità e di pericolo per la salute pubblica. Avrebbe maltrattato e minacciato la zia convivente anche con l'uso di un coltello e ha messo a soqquadro l'abitazione per farsi consegnare una somma in denaro, verosimilmente per acquistare la droga, e all'intervento dei carabinieri si è opposto al controllo usando la violenza con gli stessi militari dell'Arma, tanto da procurare loro lesioni sparse sul corpo. Per fermare l'esagitato sarebbe stato necessario l'utilizzo di un taser. Un 47enne di Porto Empedocle è stato arrestato per l'ipotesi di reato resistenza a pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Agrigento, accogliendo la richiesta del legale difensore dell'invocato, ha rigettato l'applicazione di una misura cautelare, disponendo l'immediata liberazione dell'empedoclino. Il pubblico ministero Alessandra Chiffi aveva chiesto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'arresto è stato convalidato. I militari l'altro giorno erano intervenuti nell'abitazione della zia e dell'uomo a seguito della chiamata di aiuto al 112, sostenendo che il nipote l'avesse minacciata e maltrattata. All'improvviso il 47enne avrebbe tentato di indurla a evitare di sporgere querela per l'accaduto. Tentando di avvicinarsi alla donna, si è scagliato contro un uomo in divisa. 2 carabinieri hanno riportato lesioni curate all'ospedale San Giovanni di Dio e dai medici giudicate guaribili con prognosi di 7 giorni. Fermato durante un controllo dei militari lungo la via Pietro Nenni a Favara, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 25 cm e un manico di 15. Uno studente di 16 anni è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per porto abusivo di arma a oggetto atto a offendere. I carabinieri della tenenza di Favara, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno notato il ragazzo a bordo di uno scooter, un atteggiamento sospetto. Dopo averlo fermato hanno deciso di procedere alla perquisizione personale veicolare, trovando l'arma nascosta e il coltello ovviamente è stato sequestrato.
trovati in possesso di una pistola a lanciarazzi, cocaina, hashish e marijuana, tutto quanto a margine di una perquisizione domiciliare dei carabinieri della compagnia di Licata. 2 licatesi sono finiti nei guai. I militari dell'Arma hanno scovato una pistola a lanciarazzi calibro 22, occultata in un mobiletto e un discreto quantitativo di cocaina, hashish e marijuana. Il proprietario della casa, un 33enne, è stato deferito per detenzione abusiva di arma, mentre l'amico di 27 anni per favoreggiamento personale. I 2 sono stati segnalati per il possesso delle sostanze stupefacenti all'autorità giudiziaria. Avrebbe insultato, minacciato e picchiato il padre dal 2017 al 2022. Per un 40enne disoccupato di Grotte si sono aperte le porte del carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento dopo una condanna a 5 anni per maltrattamenti in famiglia. Il 40enne, dopo le formalità del rito, è stato accompagnato nella casa circondariale di Agrigento per l'espiazione della pena, eseguita l'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Il 40enne avrebbe maltrattato il padre, arrivando addirittura ad alzargli le mani. Linea alla regia per la pubblicità. È presentato ieri presso Hotel De Pini a Porto Empedocle il libro di Elio Di Bella, Di Mura, Vivere con le zie, con l'intervento di Alberto Todoro e Antonio Liotta, editore. L'intervista. Elio Di Bella, oggi la presentazione ufficiale del tuo libro a Dimura. Ecco, perché questo titolo? Un libro assolutamente diverso da tutti quelli che ho scritto, che in genere si tratta di, diciamo, libri sulla storia di Agrigento. Ripercorro gli anni della mia infanzia, fino diciamo, dai 4 anni fino ai 16 anni pure, e ricordo nitidamente molti episodi che hanno caratterizzato quei primi anni, faccio delle riflessioni critiche anche su quello che è accaduto allora, è un inno anche di ringraziamento verso le mie zie che sono state importanti per la mia educazione, anche verso i miei amici, tra cui abbiamo Carmelo Callari, che con me in quegli anni giocavamo a pallone. Come mai questa presenza sua? E quando io ricevo, dopo 40 anni, la terza o la quarta telefonata di Elio Di Bella, che mi dice: ti ricordi? Io mi ricordo. Quello che ho mangiato ieri sera non penso di ricordarlo, ma ho chiaro e nitido il ricordo di quelle giocate all'Ina Casa, di quelle partite, di quell'amicizia che dura da decenni e che rimane sempre salda tra un'epoca diversa rispetto a quella attuale. Quindi un libro autobiografico? Sì, assolutamente sì, nello stesso tempo anche di riflessioni, perché io intorno a quegli anni comunque maturo anche un pensiero, diciamo, critico, e quindi espongo anche le mie osservazioni sul mondo, sulla realtà, sui costumi, le situazioni del tempo. Quindi c'è stato anche un cambiamento negli anni? Assolutamente, un cambiamento notevole. Immaginiamo dalla televisione in bianco e nero ai film in 3D di oggi, insomma, ma anche i costumi sono cambiati tantissimo, no? Da una società molto patriarcale come era quella di allora e anche piuttosto bigotta. Oggi è una società liquida, più aperta, più capace di, diciamo, accogliere ciò che è diverso, ciò che è nuovo. Un cambiamento anche della nostra Agrigento? Eh sì, perché sono gli anni della frana dovuta a quell'assalto che ha distrutto il nostro centro storico, sono gli anni poi anche del terremoto del Belice che ha segnato anche le nostre vite, le nostre famiglie, e sono gli anni, insomma, del dominio della democrazia cristiana, e poi adesso invece è tutto diverso, insomma, abbiamo più sensibilità verso il rispetto del nostro ambiente, verso la salvaguardia della Valle dei Templi, ci sono oggi molti aspetti che sono più positivi, ritengo, rispetto a tante situazioni di allora. Io ho accettato con grande piacere l'invito di Elio Di Bella a presentare questo libro, perché è un libro di ricordi, di memorie,
ambientate in un posto, in un luogo in cui c'ero anch'io, sostanzialmente io sono stato un suo compagno di giochi, un suo amico d'infanzia, per cui poi alla fine ha voluto che ci fossi io anche a presentare questo libro. Sì, si intitola Di Muro, che era la parola che usavano le mamme, le nonne quando volevano mandare il bambino un po' via per fare magari delle faccende, eccetera. E allora li mandavano dalla signora di fronte, dalla signora della palazzina, diceva, chiedi se hanno un poco da dimuro. A dimurare vuol dire far passare il tempo, insomma. Ma questo significa che allora c'era come dire, una sorta di rete sociale, no? Familiare, una rete di solidarietà tra le famiglie, tra le persone che vivevano nello stesso luogo, e quindi di scambio, di solidarietà, appunto. Motori accesi, passione alle stelle e una grande partecipazione per il primo raduno Abarth organizzato a Raffadali, un evento che ha riunito appassionati collezionisti provenienti da tutta la Sicilia. Il nostro servizio. Oggi abbiamo ospitato il raduno degli Abartisti dell'11ª edizione per Raffadali la prima. Siamo molto orgogliosi e ringraziamo gli organizzatori per aver scelto Raffadali come punto di partenza. Spero che sia una manifestazione che si ripeterà nel tempo, perché come modo di vedere c'è una folta partecipazione di cittadini e Abartisti che sono arrivati anche da 3 province diverse, stanno alletando una mattinata di primavera della nostra comunità. Di questo sono orgoglioso, fiero di averli ospitati e ringrazio gli organizzatori. Abbiamo il nome al vecchio, abbiamo dei esemplari unici, pezzi che sono stati costruiti 1500 esemplari, e oggi abbiamo dato la possibilità agli appassionati e ai cittadini di Raffadali di gustarsi questo raduno. Diciamo che sono dei piccoli bolidi, dei motori potentissimi montati su delle utilitarie, e quindi quando la si guida bisogna avere la testa a posto. Quindi lontano da quelle cose che possono distogliere un attimino l'attenzione di chi guida un bolide del genere. Quindi come i giovani purtroppo sono uso di fare certe volte uso di alcol o di altre cose, è bene ogni tanto e non smettere mai in ogni occasione di ricordarlo. Un'emozione assurda, ti dà un'adrenalina allucinante, e poi un'altra cosa, sono molto pericolose, lo consiglio, andate con cautela. Una bella emozione, una grande emozione veramente per gli Abartisti, bello, come prima volta mi sto trovando abbastanza bene. Grazie sempre, una buona giornata. Vediamo adesso il ricordo del cantautore Gino Paoli, recentemente scomparso, in una riflessione del sociologo agrigentino Francesco Pira. La morte di Gino Paoli mi ha fatto ripensare a un episodio di tanti anni fa, quando ancora lavoravo a Video Music. Mi invitarono come presidente della giuria della critica a un festival canoro, e il presidente della giuria di questo festival canoro, peraltro mi ricordo presentato da Pippo Baudo,
era proprio Gino Paoli. E così capitò che insomma ci ritrovammo per tutta la durata del festival accanto, seduti accanto, e ad un certo punto mi venne quasi spontaneo dirgli: maestro, io conosco a memoria i testi delle sue canzoni, lei è stato un poeta dell'amore, è un poeta dell'amore, ma come ha fatto a capire tutto dell'amore? E lui con molta umiltà, no? Con quel suo stile così molto sobrio, quasi schivo per questa domanda, così che un po' lo imbarazzava, mi rispose: le racconto un episodio della mia vita. Io ho corteggiato una donna tantissimo, questa donna in realtà mi fece impazzire, cominciai a fare tutte le cose che gli uomini possono fare per riuscire a convincere una donna, mandare dei fiori, scriverle delle lettere, e a un certo punto una sera finalmente ci ritrovammo da soli e riuscii a baciarla. E allora io subito le dissi: finalmente sono riuscito a conquistarmi, a conquistarti. E lei mi rispose: io avevo già deciso tutto prima. E io in quel momento, mi disse Gino Paoli, ho capito che in realtà noi uomini decidevamo sempre molto poco e che erano le donne a decidere tutto. Noi, lui mi ha spiegato, siamo soltanto dei testimoni di un innamoramento, ma poi chi decide se far iniziare la storia e se portarla avanti è sempre la donna. E devo dire, porto nel mio cuore questo insegnamento di questo poeta dell'amore, di questo uomo che è riuscito a scrivere canzoni che sono impresse nel mio cuore. Ecco, devo dire che insieme alla morte di Pino Daniele, alla morte di Franco Battiato, è davvero un grandissimo dolore, perché la musica italiana perde davvero una colonna straordinaria, ma anche un vero poeta dell'amore. All'ospedale Cutrone Zodda a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, una sala è stata dedicata ad Angela Bianchetti e Antonella Di Natale, due donne che si sono particolarmente impegnate nel sostegno alle persone con malattie oncologiche. I colleghi di Messina. Venerdì 27 marzo, alle ore 12:30, all'ospedale Cutroni Zodda sarà intitolata la sala d'attesa del reparto di oncologia ad Angela Bianchetti e Antonella Di Natale, due donne unite da un profondo legame umano e da un'instancabile attività a favore dei malati oncologici. Nel corso della cerimonia, alla presenza del personale medico e sanitario, delle autorità civili e religiose, oltre che di parenti e amici, verrà scoperta una targa commemorativa in loro memoria. Contestualmente, sarà formalizzata la donazione di beni acquistati proprio nel loro ricordo, destinati a migliorare il comfort e la qualità della permanenza dei pazienti nel reparto. Angela e Antonella, scomparse a distanza di appena 45 giorni a causa del cancro, hanno condiviso un lungo percorso di impegno civile all'interno dell'associazione ADASC, distinguendosi per le battaglie in difesa dell'ambiente, della salute pubblica e dei diritti dei più fragili. Legate da una sincera amicizia, hanno affrontato insieme anche la malattia, trasformando la sofferenza in determinazione e in una costante azione a tutela dei pazienti oncologici. Tra i risultati più significativi del loro impegno, l'inaugurazione, nel dicembre 2024, della sala di chemioterapia dell'ospedale barcellonese, a lungo sollecitata proprio per garantire cure più adeguate e accessibili sul territorio. Quella per il potenziamento dei servizi sanitari è stata una delle ultime battaglie combattute fianco a fianco. L'ultima, invece, è diventata oggi un'eredità concreta, la richiesta di avviare, anche dopo la loro scomparsa, una raccolta fondi per acquistare strumenti utili al reparto che per entrambe era diventato una seconda casa, grazie alla professionalità, alla sensibilità e all'umanità del personale sanitario. Un obiettivo pienamente raggiunto. Grazie alle donazioni, il reparto di oncologia sarà dotato di 2 televisori con cuffie, 2 carrelli medici mobili, una libreria e una scaletta per lettino, strumenti pensati per migliorare il benessere dei pazienti durante le cure.
A impartire la benedizione sarà padre Saverio Cento, rettore superiore del santuario di San Francesco di Paola, da sempre vicino alle tematiche legate al mondo dei malati oncologici. Una cerimonia che unisce ricordo e speranza, nel segno di due donne che hanno saputo trasformare la loro esperienza personale in una testimonianza di impegno, solidarietà e amore per la vita. I lavoratori di Almaviva scendono in piazza e chiedono l'intervento del Presidente della Regione Schifani a garanzia dell'impegno di ricollocazione inizialmente assunto dalla stessa politica. I colleghi di Palermo. Siamo al punto di partenza, oggi siamo di nuovo qua davanti alla Presidenza perché l'impegno è stato preso direttamente da Schifani e il Presidente della Regione aveva detto, quindi c'è un progetto che è andato avanti, ma l'ultimo incontro meno di 15 giorni fa siamo stati all'assessorato alla Sanità e lì diciamo che sono decadute tutte le certezze che avevamo. Da questo punto di vista quindi per noi oggi è importante ripartire da qua perché i lavoratori non possono più aspettare. Già dal 31 luglio 2025 che sono stati licenziati, sono in questo istante in NASPI, le retribuzioni scendono veramente in maniera vertiginosa, quindi se il padiglione per quanto riguarda il 116-117 è stato identificato al civico, quindi c'è una sede identificata, c'è una struttura, quindi già abbiamo visto noi mesi scorsi a dicembre anche la sede ed era in avanzamento lavori, quindi era stata quasi completata, mancava soltanto il cablaggio e da lì oggi ancora non abbiamo certezza di quando iniziano a lavorare e chi verrà preso, come verranno prese queste persone. La vertenza Almaviva è di un nuovo stallo qualora magari ne fosse mai uscita, nel senso che abbiamo avuto tante rassicurazioni, tante promesse, tante speranze, che adesso si sono mostrate tutte quante vane. Siamo incappati anche noi probabilmente in quella bufera che c'è all'interno del governo di questa regione. E infatti siamo qui alla Presidenza proprio per chiedere un impegno al Presidente che se l'ero assunto garantendo l'occupazione a tutto il bacino, cosa che di fatto sta traballando, perché mentre da un lato abbiamo avuto un percorso che ha visto una serie di promesse fino ad arrivare alla realizzazione, alla partenza del progetto 116-117, che era uno dei due strumenti che avrebbe dovuto garantire l'occupazione a una parte del bacino dei lavoratori Almaviva. Questo progetto adesso dall'ultimo incontro che abbiamo avuto con l'assessore alla salute sembra che non sia esclusivamente dedicato ai lavoratori di Almaviva, gli ex Almaviva, quindi questa cosa ci ha preoccupato, ma ci preoccupa ancora di più sapere che sull'altro progetto, quello della digitalizzazione delle cartelle sanitarie, non c'è nessun tipo di progettualità ancora avviata, quindi siamo ancora alle dichiarazioni di intenti, il che ci lascia davvero sgomenti. Noi siamo arrivati alla disperazione totale. Oggi siamo qua perché, visto che gli assessorati ci hanno detto delle cose diverse, vogliamo parlare col Presidente della Regione che si è preso un impegno nel mese di dicembre dove questi lavoratori, anche con dei numeri, sarebbero stati inseriti nel 116-117. Noi abbiamo fatto anche una visita guidata in questi ospedali insieme alla politica, li abbiamo visti i locali, quindi ci siamo resi conto che esistono. Ora vogliamo capire i lavoratori quando iniziano e quando cominciano a prendere lo stipendio, che è la cosa più importante. E si è svolto nel Messinese un convegno dedicato a un progetto per la terza età. Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco e riscoprire il piacere di apprendere e condividere. Un gruppo di persone avanti con l'età ha scelto di scommettere su se stesso, aderendo a un progetto inclusivo che rompe la routine quotidiana e apre a nuove esperienze. L'iniziativa, accolta con entusiasmo dalle partecipanti, si è rivelata un'importante occasione di crescita personale e socializzazione, tra momenti di confronto e nuove scoperte. Un percorso che dimostra come il cambiamento sia possibile a ogni età, offrendo nuove prospettive e stimoli per costruire insieme nuovi percorsi di vita. Questa è stata una grandissima, veramente grande iniziativa. Ringraziamo veramente gli organizzatori che si sono impegnati per portare avanti questa bellissima iniziativa, e la cosa più importante è l'integrazione, la socializzazione, perché andando avanti con l'età ovviamente noi non abbiamo più modo
di interagire nel mondo del lavoro. Siamo a casa e quindi questo è uno stimolo per socializzare e avere delle cose molto importanti da fare. E proprio in vista delle festività pasquali, i partecipanti si sono messi alla prova con entusiasmo nella realizzazione delle varate, guidate dall'esperta esterna Maria Concetta Bartolotta, un laboratorio che unisce tradizione e manualità capace di rafforzare legami sociali e valorizzare il patrimonio culturale. Sono stata coinvolta in questo pomeriggio proprio per spiegare come lavorare, come fare questi dolci che sono prettamente stefanesi. Ovviamente mi sono spostata dalla mia cucina, siamo qui al Palazzo Trabia e devo dire che con tutte queste signore è un piacere condividere la mia di esperienza, collaborare anche insieme a loro con le loro anche richieste, quindi ci stiamo divertendo, facendo qualcosa di tradizionale e dolce nello stesso tempo. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.